Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo episodio della carriera. Tra l'altro una carriera che pensavo potesse non vedere più la luce perché ultimamente ho ripristinato il computer. Non pensavo che il salvataggio della carriera venisse confermato, o meglio, venisse tramandato anche con la nuova versione che ho installato sul computer, invece a quanto pare sì, fortunatamente sì. E intanto vediamo tutti questi resoconti. Madonna mia, quanti resoconti. Io non mi ricordo nulla con il fatto che il registro comunque a giorni veramente alterni e mi scordo tutto. Io, come vi ho detto, pensavo che tutto fosse andato perso, invece fortunatamente non è così e adesso abbiamo in campionato la partita contro la Roma, una partita che di definire importante è poco. Tra l'altro la cosa bella è che sto facendo questo video venerdì, lo sto girando venerdì 5 e domenica ci sarà proprio la partita contro la Roma. E se non mi sbaglio qui abbiamo giocato qualche giorno prima in Coppa Italia contro la Roma battendoli. Quindi speriamo sia di buon auspicio. Ecco. Tra l'altro hanno aggiustato questa cosa delle offerte, meno male, e comunque rifiutiamo l'offerta della Danimarca. Qui Felici vuole rinnovare il contratto così come Idrissi vuole giocare, Idrissi lo posso far giocare tranquillamente. Felici che vuole il rinnovo di contratto. Mm, mm, staremo a vedere. Qua facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Io direi di andarci a giocare questa partita. Cambiamo appunto Anor con Idrissi. Felici potremmo farlo giocare. Allora, mettiamo Fruk titolare al posto di Gaetano. Togliamo Borrelli e mettiamo Tre Soldi al posto di Palestra, che tanto lascia un po' il tempo che trova. Per il resto formazione stratitolare, va benissimo così e andiamo a affrontare sotto la pioggia la partita contro la Roma sperando di ottenere i 3 punti. Io ora mi sono Pierluigi ricordato, Parlo vi dà il benvenuto, un saluto anche a Lele e ad Ani. non so EA se ho TV che porta a attivato casa tutto lo spettacolo l'audio della del Serie A gioco, in live. quindi Sfida tra Roma e questo lo Cagliari. scoprirò Questo soltanto ragazzi è un match che stuzzica la fantasia dopo dei aver tifosi finito e di questa tutti gli partita, appassionati, però ma nel noi compresi, dubbio, eh? Le premesse per non annoiarci ci se sono così tutte. Ora fosse, tocca alle due questa squadre in partita campo sarà mantenerle. senza audio, non che ci siano grandi problemi perché Cone. tanto il commento di Possesso Pardo prolungato per far muovere la e difesa. Adani non è che Provano a sia gettare le basi per così costruire qualcosa di importante. fondamentale, però attenzione, Cristante, mamma mia. parata Però almeno eccezionale fa questa. un po' da Match che vivrà contorno. Tra credo bella l'altro distanza fra i due hanno tecnici. Ha fatto vinto degli l'ultimo scontro aggiornamenti diretto, a oggi vuole FIFA proseguire e sulla stessa scia. Non possiamo ancora parlare di bestia risulta nera, però essere i dati parlano chiaro, eh. attenzione, un Sono po' più davvero curioso di laggante, scoprire se quindi fatemi mettere un attimo in pausa per cercare di capire dove sta il problema. Io vi giuro che ho giocato a un paio di giochi e anche ad un paio di giochi buggati, ma FIFA quest'anno li batte tutti. Cioè, ho messo prestazioni medie, ho messo tutti i settaggi grafici a medio e questo è il risultato? Io ho paura ora a cominciare la partita, a cuore sinceramente. suo l'intera posta in palio anche oggi. Mamma mia, mamma mia. No, ma così non si può giocare. Così non si può giocare. Così è ingiocabile. È veramente ingiocabile. Aspettate, eh. Ok, ho provato ad abbassare magari gli FPS di OBS che l'avevo messo in registrazione a 60 fps, l'ho abbassato a 30
Proviamo così, ma... No, cioè, ma ha vibrato il controller 3 minuti prima di vedere il No, così... Madonna... No, così non si può fare. Così non si può fare. Proviamo ad andare un attimo in simulazione, ma io ho paura che non cambi niente. Ci posso pure provare, ma... Tra l'altro sto premendo per andare su simulazione, ma... No, ma come si fa? Ma non è giocabile. Ecco, adesso su simulazione è gestibile. Mo appena c'è un altro calcio piazzato, un calcio d'angolo, qualsiasi altra cosa, mi ributto in campo. Ma non è gestibile veramente. Proviamo adesso. Vediamo. Ok, adesso sì. Sì, ma qui c'è un problema di base che va risolto, eh. Ah, è fuori gioco. Palesissimo. Bellissimo il lancio di Sanchez, ma fuori gioco, ahimè, fin troppo evidente. Comunque non riesco veramente a capire perché abbia sti problemi FIFA. Cioè, è assurdo, è veramente assurdo. Mamma mia, bravissimo Prati, bravissimo. Fruk, bellissima. Ah, peccato, peccato. L'intenzione c'era. Bravo Depay. Vai Seba. Una garanzia. Questo ragazzo è una garanzia. Però rimane ancora sta cosa dei lag. Ma, cioè, guardate, guardate. Ma com'è possibile che... tanto fatemi screenare. Ma non è ammissibile sto lag. Ora lagga tutto. Io ho paura pure a mettere pausa. Cioè, è quello il fatto. Perché se metto pausa succede il finimondo. Mo qua non lagga. Ok. Oddio, un pochino sì. E... Che altro posso fare? Cioè, raga, voi avete idee? Cioè, impostazioni grafiche medie. Medie. Ah, ecco, questo è il problema. Trovato, è la risoluzione. Ne sono sicuro a palla. E infatti adesso va molto meglio. Se io adesso dovessi mettere ultra, non penso ci saranno problemi. Era la risoluzione. Perfetto, ok. Almeno abbiamo trovato una risposta a tutto questo. Meno male, almeno quello. No, niente. Lo immaginavo che entrasse quel pallone. Avevo una certezza recondita. Però nei replay c'è un lag impressionante. Ma perché? Io teoricamente ho fatto i cambi, ma non penso che vedranno mai la luce. Ho sprecato pure quest'ultima occasione. Vabbè, ma se il gioco mi boicotta, io che ci posso fare? Cioè, io veramente cosa posso fare? Guarda che poi... Ah no, stava a dire, pure a prendere in giro le animazioni finali non laggano. Invece no, ovviamente laggano anche queste. Io non lo so, regà, non lo so, veramente, se c'è una soluzione dimmela perché non è... Non si può fare così, non si può proprio fare. C'è un gioco veramente fatto col culo.
Cioè, lagga pure il menu della carriera. Ma se può, se può. Allora, il Wolverhampton vuole Felici, 4 milioni e 2. Posso chiedere 4 e 8. Proviamo con 5. Tra l'altro poi ho scoperto che in realtà voi l'audio del gioco lo sentite. Ho risolto anche questo arcano. Pigliatelo, portatelo a casa, rimuovi clausola, tietto stretto. Ma io boh, non riesco a capire com'è possibile che laghi così tanto. Non riesco proprio a comprenderlo. E Felici in estate andrà al Wolverhampton per 4 milioni e mezzo. Così smette pure di rompere i coglioni sul contratto. E concentriamoci per la partita con il Lecce, dove farò un po' di turnover là davanti. Farò giocare Gaetano e arretro un po' Sanchez, va bene. E per il resto va benissimo così. Depay comunque me lo porto, così come mi porto Fruk. E facciamo giocare anche Bubba Sangare, dai. Che sarebbe dovuto entrare contro la Roma, ma non è entrato. E più che altro, non so se si possano togliere adesso. Ok. E facciamo mai la... Anzi, facciamo a scelta. Lasciamo a scelta. Vorrei togliere l'impatto del vento, togliamolo. E gli effetti meteo. Basta, basta. Perché non vorrei che la pioggia poi a creare problemi. Le maglie vanno bene così. Rosso, blu e bianco. Proviamo così. Non lo so, io le provo tutte. Vediamo se ci stanno delle differenze. No, ha ricominciato a laggare. Ha ricominciato a laggare, punto in bianco. Cioè, no, ma io... Basta. Basta, perché è inutile pure commentarle dopo un po' certe cose. È inutile pure commentarle. Te prego, Kilixoi. Dammi una gioia. Almeno tu. Dammi una gioia. Saltiamo le esultanze che... Chissà che danno combiniamo se abbiamo la presunzione e la supponenza di voler guardare un'esultanza. Sia mai. E lo sapevo. Rigore. E vabbè. E vabbè. Piove sempre sul bagnato. Non si vede una minchia. Ovviamente lagga, perché è ovvio che sia così. L'avevo pure intuita. Io... Io sono veramente schifato. Sono veramente schifato. La cosa che mi fa più incazzare è che io ho pagato per avere questo. Tutti noi abbiamo pagato per avere un prodotto che tendenzialmente fa cagare. Mamma mia, meno male che ci stai pure te, tre so. Per carità, saltiamo le esultanze, via, via. Come se non fosse mai successo nulla. Io c'ho paura perché io mo come cazzo faccio per le copertine? Mamma mia che azione. Mamma mia, guarda come lagga. Contro lag.
contro il lag, contro il cazzo di lag. Questa, stavo per dire, questa non sta laggando e poi ha tirato la laggata. Vabbè, io mi azzitto sotto questo punto di vista perché tanto davvero diventa se non un video monotono in cui dico sempre solo la stessa cosa, però capite bene ragazzi che diventa un po' ingestibile la questione. Mamma mia. Kilixoi 4-1. Li stiamo umiliando. Zitti buoni che forse abbiamo trovato la soluzione. Oddio però, no, 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 basta, basta, ci rinuncio. Ho messo tutto su automatico, eh. Ho messo tutto su automatico, quindi adesso ora il gioco è che gestisce tutto il reparto grafico. Sceglie lui se mette alto, medio, basso, ultra, iper, mega, sceglie tutto lui. E intanto arriva la prima tripletta di la prima tripletta di 3 soldi, sperando che sia la prima di tante, perché fino adesso non, devo essere sincero, non mi ha particolarmente convinto. Nel senso, è veramente un giocatore strano da controllare perché è agile, è molto agile, ma è anche dotato di una straordinaria lentezza, che è una cosa, lo so, è un paradosso, ma è così. Per carità, saltiamo queste cose e andiamo avanti. Io ancora sto rosicando per la partita con la Roma. Ce l'hanno veramente boicottata. Un pareggio che non è servito assolutamente a nulla quello contro la Roma. Io intanto, ragazzi, ho provato. Che cazzo. Si è sminchiato tutto qui. Perfetto. Provo a. Cioè, ho provato a riavviare il gioco direttamente. Magari si sblocca qualcosa. Magari adesso funziona bene. Non lo so. Speriamo. Comunque, la prossima partita sarà importante anche questa perché affronteremo la Lazio. La Lazio che è nona e che, se non sbaglio, nel girone d'andata ci ha rifilato tipo 4 pappine. Vado a memoria e quindi confermerei la formazione stra titolare e andrei così, senza indugio su segugio praticamente. Vi posso dire la verità, raga? Adesso è strafluido, ma proprio strafluido. Quindi sarà che devo. Eccola. Tempo di che è strafluido. Prendo il gol. Vediamo un po' l'esultanza. Non lagga. Allora ho capito che quando mi succede sta cosa devo riavviare il gioco. Eh sì, perché non lagga minimamente. È ritornato il gioco che era. L'abbiamo fatta. Quindi devo riavviarlo. Ma non si sa perché succede sta cosa? Boh, magia nera, stregoneria. Ora però dobbiamo concentrarci a riacchiappare il risultato, visto che la partita comunque è una partita importante. E bisogna anche recuperare dello smacco subito all'andata. Finalmente riusciamo ad uscire dalla nostra area. Cioè, mi sembra la fotocopia della partita col Genoa. C'hanno la calamita sul pallone, una cosa allucinante. Fuori gioco, eh? Eh sì. C'hanno la calamita, una cosa impressionante. Non gliela levi manco se te ci impegni. Abbiamo trovato un'altra bestia nera. Perché pure, cioè, sto gioco va a squadre. Ci sono delle squadre con cui tu puoi fare anche sorprendentemente bene. Tipo l'Inter è una di quelle. È stata anche una delle partite che mi sono divertito di più a giocare, perché è stata proprio divertente.
E poi ci sono quelle squadre in cui tu te puoi inventare Cristi e Madonne, non c'è modo di farla andare bene. E la Lazio è una di queste, così come la Juve. Cioè, veramente ti puoi inventare di tutto, ma tanto più di quello non puoi fa'. Io mo ci provo, ragazzi, mi sono scordato pure di far vedere i dati. Cioè, è allucinante, veramente allucinante. Cioè, coprono benissimo gli spazi, ti vengono subito a pressare. I giocatori miei, ovviamente, non si muovono, non fanno nessun tipo di movimento. Sbagliamo i passaggi. Quando è così, la palla era uscita, però va bene. Facciamo finta che vada bene. Dai, dai. Depay accorcia le distanze, ma non ho buoni auspici su questa partita. Per niente. Per niente. E non è rassicurante come cosa questa, ve l'assicuro. Oh, yeah. No, cioè, una volta che gli abbiamo rubato un pallone riescono a recuperarlo. È da mezz'ora che stanno qui. Vi giuro che continuano a farsi i giochetti del cazzo. Ma dove, vi giuro, è snervante. È veramente snervante. Un po' di fiato. Un po' di fiato. Ma ovviamente il pareggio non lo possiamo ottenere. No, non lo possiamo ottenere. Ha voglia di che sto gioco non è scriptato. Che lo script non esiste, il momentum non esiste. L'ha tenuta in gioco. È stato veramente in grado di tenere in gioco quel pallone. Oh, non gli levi il pallone. Vabbè, tanto è l'85esimo. Dai, su. Avanza alla fine. Perché sinceramente a farmi più per culo da un gioco, anche no. Facciamo un po' di turnover. Capitano Sanchez, anche no. Lo facciamo fare a il buon Sebastiano Luperto. E andiamo così. Sì. Che rosicata la partita con la Lazio. Una rosicata terribile. Ma sta registrando in tutto questo? Sì, perfetto, sta registrando. Ok. C'ho un attimo l'ansietta. Minchia, che saracca che ha tirato questo. Ma chi è poi? Merdink. Abbiamo preso gol da Merdink. Incredibile. Dopo lo voglio andare a vedere sto Merdink perché magari è buono. È rigore. Lo sapevo. Lo sapevo io. Lo sapevo. Quanto è scontato sto gioco. Petto. Cioè, gli ha preso il petto. Che fenomeni programmatori, guarda. Pure questa è intuita, ma quanta pazienza. La cosa bella è che io oggi ho staccato da lavoro dicendo che bello. Oggi registro il video di FIFA. Mandava proprio di registrarlo, mandava di giocare, di portare avanti questa carriera. Questi sono i risultati.
Dai, almeno questo. Ci hanno regalato sto gol, eh. Cioè, gli abbiamo fatto proprio pena. Non mi dire. No, non ci credo. No, non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Cioè, questa è proprio una presa per il culo impressionante. Voi avete visto soltanto i gol, quindi i rigori, ma vi assicuro che mi hanno fischiato, penso, una cosa come 3 falli di mano oggi. Intanto qua Kilixoi pensa a accorciare un po' le distanze, esce Fruc che entra De Pai, ma... Mamma mia Memphis. Mamma mia Memphis, meno male che c'è stai te. Meno male che c'è stai te. Meno male. Però mo ragazzi bisogna andarla a vincere. Toccherà prendere pure un paio di centrocampisti perché siamo un po' a corto. Siamo un po' a corto di centrocampisti. Dai! Godo. Giusto così. Giusto così. È che è solo loro. E dai, su. E dai, eh. E era pure palese il loro, eh. Era pure palese e netto. Tra l'altro entra Oristagno. Ma Cremaschi è quello che giocava all'Inter Miami? Da quando al Parma? Cioè, c'è sta veramente o è una cosa di FIFA? Chi lo famo dirà? Depay. Depay contro Suzuki. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che sofferenza. Ma che? Uno è sparito nel vuoto. C'è uno che è sparito nel vuoto. L'abbiamo recuperata. Grazie a Memphis Depay. Giocatore totale. Totale. Questo mo porta appresso pure a 93 anni con una gamba sola. Però perché ci stiamo aprendo così tanto, ragazzi? 3 punti portati a casa, ma che sofferenza. Che sofferenza. Mamma mia, l'ho vista brutta. Qua l'ho vista veramente brutta. Ora però abbiamo una partita che è il crocevia di questa stagione. Stai andando benissimo, Eric, non ti preoccupare. È il crocevia di questa stagione perché il torneo giovanile poi ci penseremo. E perché da qui dipenderà molto della nostra stagione. Ora, al momento attuale, noi in classifica, lasciando perdere la Coppa Italia, se magari riesco... Ah no, triangolo, scegli competizione. Siamo ancora sesti, a un punto, manca a farlo apposta, dall'Atalanta che è quinta, a 4 punti sopra la Roma, meno male, meno male. L'Inter è prima e nella prossima partita tra l'altro affronterà il Milan, quindi derby. Milan che è terzo. La Roma affronterà la Juve, noi affronteremo il Como che è 11esimo, squadra di metà classifica. Quindi nulla di preoccupante. Ora, è il crocevia importante di questa stagione perché affrontato l'Atalanta e vincendo
andremo a giocarci la finale, tanto dovrebbe essere doppio scontro perché non si sa perché solo le semifinali sono andate a ritorno, mai la capirò sta cosa, contro una squadra di Serie B. E, e questo ci garantirebbe un posto in Europa League e nella Supercoppa italiana. Io ora volevo andare a vedere un attimo quel giocatore del Parma. Merdic, no, esiste veramente. Max Merdink, Roscio maledetto. Tra l'altro hanno un Mina anche loro. Allora, seguiamolo e aggiungiamolo alla lista dei preferiti. Mina lo prenderei solo per il meme. Però non concentriamoci sul meme, concentriamoci sul fatto che abbiamo una partita importantissima. E fatemi vedere se anche qui è andata e ritorno, così per sicurezza, ma penso di sì. Sì, tra l'altro con delle date improbabili, cioè l'andata a inizio marzo, il ritorno a fine aprile. Tra l'altro dopo la partita di ritorno affronteremo sempre l'Atalanta in campionato. Portiamoci a casa sto risultato. Portiamocelo. Formazione qua non tocco nulla tranne la solita panchina e va bene così. Mamma mia Mina, che salvataggio che hai fatto, ripartenza. Questo gol è stato fantastico perché è partito tutto da Mina. Se non avesse fatto quel salvataggio sarebbe stata, secondo me ci saremmo ritrovati in un'altra situazione. Invece fortunatamente Mina ci ha messo la pezza, una pezza molto importante. Sfruttiamo un'altra ripartenza. Dai, vai Memphis, vai Memphis. Mamma mia che ladrata che stiamo facendo. Che ladrata che stiamo facendo. In trasferta, a parte che non vale più il discorso trasferta, però questa è una ladrata bella e buona, ma non ci credo, eh. Ti prego. Vabbè. Sarebbe stato troppo bello per essere vero. Tre ripartenze, tre gol. Mamma mia, Mina ancora. È un Cagliari che gioca di rimessa, ma gli riesce benissimo. Memphis. Ah, ho perso un tempo di gioco con qua finta. Se me la fossi risparmiata. Mamma mia. Dai che se so. Hanno sbagliato una cosa clamorosa. Memphis. Piega le mani a carne secchi. Traversa di Mina. Madonna mia. Attenzione. Vabbè. Era telefonato il gol. Avevo sbagliato completamente il timing difensivo. Questa volta è colpa mia. Speriamo non porti ad altri risultati. Mamma mia, Caprile che hai preso. Mamma mia, Caprile che hai preso.
Dai, dai. Gol magnato, gol subito. Posso dire che un po' mi vergogno. Posso dirlo. Posso dirlo che un po' mi vergogno. Perché questa è veramente una latrata a tutti gli effetti. Ma me la merito. Me la merito una latrata simile dopo la partita con la Roma, quell'1-1, tutte quelle laggate. Dopo 3 gol subiti nel primo tempo contro il Parma, poi per carità abbiamo vinto. Dopo quella partita con la Lazio in cui c'hanno il magnete sul pallone, me lo merito. Attenzione, mamma mia, Caprile che ha preso. Ah, ma io non ho fatti i cambi, regà. Sono tutti stanchi morti. E... Mettiamo questi. Facciamo un po' di cambi in generale. E poi Kilixoi al posto di Esposito. Ti prego, fai anche i miei. Il Tati è andato all'Atalanta. Mamma mia, Caprile. Finisce 3-1, anzi 1-3 la partita d'andata della semifinale di Coppa Italia. E adesso aspetteremo con estrema ansia la partita di ritorno a fine aprile. Tempistiche veramente assurde, ma così è. Contro il Como, sapete che vi dico, ragazzi? Che io potrei anche simularla. E in effetti la simulerò lenta. Perché così... No, ho fatto simulazione veloce. 1-1. Sono un coglione. Volevo dire lenta perché così almeno se butta male abbiamo la possibilità di entrare, ma ovviamente io sono stupido e ho fatto simula veloce. Benissimo. Ora affronteremo il Pisa in trasferta. Idrissi vuole un aumento di stipendio. Ha chiesto di essere ceduto, Idrissi. Allora facciamo così. Non lo posso rimuovere. Facciamo trattativa contratto. Basta che non mi chiedi uno svario. Tu prendi 2006. Allora, importante. Perfetto. Contratto rimanente 2 anni. Facciamo 3. Facciamo un bel prolungamento. Clausola non mi interessa nemmeno a me. Ti prendi 3000 e 10. Mo sei contento? Ah, a posto. Eliminiamo tutte queste mail inutili. E la partita contro il Pisa, ovviamente, questa ve la faccio vedere sotto forma di highlights e qui mi permetto il turnover pesante anche se l'ultima volta mi ha detto abbastanza male, però sti cazzi. Prati sarà l'unico che uno di quelli che non no, che non toglierò perché ho bisogno che mi cresca. E per il resto facciamo così. Depay però me lo porto per sicurezza, che non si sa mai. Se butta male ci pensa Memphis. E andiamo. E subito. 3 soldi che sembra si sia sbloccato, eh. Rispetto a prima è diverso come giocatore. Sembra si sia sbloccato. 7 presenze, 6 gol. Diciamo che lo score parla abbastanza. Tra l'altro bellissimo l'assist di Adopo. E Nicolo senza nemmeno stoppare il pallone la insacca. Bene, bene, dobbiamo continuare così. Gliel'abbiamo regalato sto gol. Gliel'abbiamo decisamente regalato.
De Pedro gli ha proprio detto prendi e fai gol. Palesissimo. Madonna, che traversa. Che traversa che abbiamo preso. No, no. Ok. Ci ho avuto paura che dessero rigore. No, tre soldi, no. Mamma mia, svirgolatissimo proprio. Dai! Che culo. Che culo. Sette presenze e sette gol. Un inizio che non è stato dei migliori per tre soldi, ma si è ripreso alla grande. Qua, vabbè, ci ha detto culo. Perché ci ha detto culo. Però serve anche quello. Pure mina di testa. Ma che assist di Fruk. Che assist. Che capocciata che ha dato Mina. No, era bellissimo. Era bellissimo. Peccato. Peccato. No, io oggi non voglio far cambi. Lascio tutti così come stanno. Perché stanno giocando veramente bene. Partita dominata. Partita veramente dominata. Che spettacolo. Cioè, giocare così, con le seconde linee, è meraviglioso. È veramente meraviglioso. Intanto vorrei andare a vedere anche come si è smossa la classifica. Se si è smossa un po'. E in realtà sì, perché mi segna che noi siamo sesti e il Napoli è quinto, quando in realtà in quinta posizione c'era l'Atalanta. L'Atalanta che ora è terza. Siamo a 6 punti sopra la Roma. Noi la prossima affronteremo il Napoli, che ci è sopra, di 2 punti. E il primo posto adesso è a pari punti tra Juventus e Inter. E andiamo con l'ultima partita dell'episodio. Scusate, quella contro il Napoli, dove anche qui giocheranno proprio i titolari. Ma fatemi fare una cosa, che se no ogni volta mi devo mettere lì a modificare. Fate una modifica direttamente da qui, che così almeno ogni volta mi evito sto supplizio. Facciamo così, almeno ce li abbiamo già tutti belli pronti, salvo le modifiche, e andiamo a giocarci la partita contro il Napoli con questa formazione, la formazione dei titolari. Dai, vai Seba. Mamma mia, sta squadra comunque è veramente illegale. È veramente illegale. C'è tra i tre attaccanti, tra Depay, Esposito e Tre Soldi, penso abbiano fatto 40 e passa gol insieme. Una cosa mostruosa. Il trio delle meraviglie proprio. È il cazzo di trio delle meraviglie. E però arriva il pareggio. Arriva il pareggio. Vabbè, ma da una parte è pure giusto. Da una parte è più che giusto. Però io vorrei fare il salto di qualità. Vorrei andarmi a riprendere questo quinto posto che manca già da un po'.
qualora fosse possibile, me lo riprenderei. Aia, ci troviamo sotto. Non va bene, perché così il Napoli prende le distanze e non possiamo permetterlo. Mi sembra che sta a vedere un'altra partita con la Lazio. Facciamo un po' di cambi. E chi cazzo lo metto però? Facciamo così, speriamo di agguantare almeno il pareggio, ma io vorrei la vittoria. Dai, mamma mia Sanchez, accorcia le distanze. Che... Ah, è gol, è gol, sì, ok. Perché da come si era fermato ho flashato che venisse annullato. Bravissimo, bravissimo Prati. Mamma mia, Fruc, quanto cazzo sei lento. L'ultima azione. No! No! Ma no! Ma che merdata! No, così è brutta. Così è brutta. Comunque l'abbiamo rubata, eh. Però così è brutta, dai. L'ultima azione stava a ripartire in contropiede. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non ci schiodiamo da lì. Eh. Continuo a lavorare sotto. Dai, che sta da bene, su. Ci sono rimasto veramente male. Perché così è veramente brutta. E la situazione rimane invariata. Al primo posto abbiamo la Juventus, secondo Inter, terza Atalanta, quarta Milan, quinto Napoli. Al sesto posto ci siamo noi, sempre a 6 punti di distanza dalla Roma. Quindi non è ipotecato il posto in Conference League, però diciamo ci stiamo portando avanti. Mentre per quanto riguarda la Coppa Italia abbiamo vinto la semifinale di andata 3-1, la prossima la giocheremo il 22 aprile, sapendo già quale sarà la nostra avversaria, e la partita di andata tra Sampdoria e Mantova è finita 1-0 per la Samp. D'ora in poi non ci sarà da sbagliare nulla, anche perché a questo punto vediamo anche quali saranno le partite da calendario. Dopo la sosta avremo Sassuolo, Cremonese, Inter, partita di ritorno con l'Atalanta, di nuovo Atalanta, e concluderemo il campionato con Bologna, Udinese, Torino e Milan. Ci sarà veramente... potremmo sbagliare pochissimo, se non addirittura nulla. Quindi che finale, ragazzi, che finale. Io spero che questa carriera vi stia piacendo, perché a me sta piacendo veramente tanto portarla. E niente, ragazzi, detto questo noi ci becchiamo nel prossimo episodio e nel prossimo video. Bella.